Quello che vi mostriamo è un video pubblicato sul blog Venezia Laguna Nostra. Sono le 2:15 di notte, questo è Campo Santa Margherita e lo stato in cui si presenta è palese. Cartoni di pizza per terra, parecchi giovani che nonostante l'ora parlano a voce molto alta, altri che nel video non si vedono ma che i residenti denunciano ormai da tempo, che scambiano le calli per latrine dove espletare i propri bisogni. È il campo della discordia, un braccio di ferro che oramai va avanti da anni, dove gli attori del carnevale sono sempre i medesimi, residenti, commercianti e i giovani. Lo spettacolo pure ben replica su questo come su altri campi veneziani con bottiglie rotte a terra, ragazzi distesi sui gradini, spesso vicini al coma etilico, come racconta chi ci vive qui, e che durante il carnevale trovano ancor più sfogo alle loro inibizioni. Semel in anno liceti insanire, dicevano i latini, una volta l'anno è lecito impazzire, soprattutto sotto carnevale, ma ad essere esasperati sono ovviamente coloro che alle 2:30 magari vorrebbero starsene a letto a dormire. L'amministrazione comunale, c'è da dire, la mediazione l'ha tentata, proponendo ai residenti dei bodyguard che evitino appunto gli episodi in cui giovani scambino la porta di casa di qualcuno per un bagno su cui urinare o prevengano eventuali risse che, si sa, con l'alcol che scorre possono accadere. Nulla da fare, i residenti declinano l'offerta pensando a uno scherzo di carnevale. Probabilmente la presenza delle forze dell'ordine sarebbe più gradita, certo, ma chissà se anche questo sarebbe sufficiente a mitigare gli animi dei residenti. Spostateli all'Arsenale o alla Marittima, chiedono, e poco importa dunque se i giovani bevono, si ubriacano, si drogano o non abbiano alcun rispetto, l'importante è che questo comportamento non lo tengano davanti casa propria.